Siamo nel corso del trapianto del pomodoro, mi trovo nel Piacentino, sono nell'area del pomodoro d'industria, quindi quel grande territorio tra Parma e Piacenza dove si produce più del 50% appunto dell'oro rosso, chiamato così oro rosso. Vedete la fase di trapianto, una fase meccanizzata con l'aiuto satellitare. Guardate, qua c'è un trattore senza operatore perché comunque è il sistema satellitare che guida questo trapianto. Ci occupiamo quindi di pomodoro da industria, la filiera non si ferma anche quando piove come in questo momento e parliamo dell'oro rosso nel territorio piacentino. Sono nell'azienda di Pierluigi Errati, in compagnia appunto di Pierluigi e di Davide Previati che è direttore tecnico di Asipo. Abbiamo visto scendere l'operatore dalla trapiantatrice, parto da questo perché è molto singolare, perché? Perché comunque una meccanizzazione molto spinta che è anche governata dal sistema satellitare consente di fare anche questo, cioè un operatore che non è sul trattore ma è solamente impostato e guidato dal satellite? È guidato dal satellite per aumentare la precisione nelle lavorazioni, sia nel trapianto che in tutte le altre lavorazioni. Ormai il satellite è diventato quasi essenziale per noi e non c'è solo il satellite ormai. La macchina che abbiamo visto ora è dotata di telemetria, quindi tutti i giorni mi manda i dati sul computer, mi dice quante piantine sono state piantate, quanti ettari ho piantato. Potremmo addirittura quasi impostare anche le varietà che piantiamo, il lotto dei semi e capire questa piantina, il lotto del seme che era stato, da dove era stato tolto, quando lo andiamo a raccogliere sappiamo la storia di tutto. Ecco. Quindi un monitoraggio attento insomma proprio anche da queste fasi. L'operatore in questo caso fa solo la manovra in testate dell'appestamento del terreno. In fondo al campo fa la manovra per cambiare la fila praticamente, perché è necessario fare questo per un problema di sicurezza. Poi per il resto l'operatore è libero di controllare la macchina anche all'esterno. Ho visto che questa macchina però mette a dimora anche la manichetta, no? Il tubo irriguo che serve per l'irrigazione, quindi con un passaggio si fanno entrambe le operazioni. Con un passaggio facciamo entrambe le operazioni e lo facciamo anche in questo caso qua nel modo più preciso possibile, perché riusciamo a metterla proprio al centro della bina, la manichetta, no? Quindi in questo caso un passaggio solo hai la stessa distanza tra qua e qua. Se avessimo fatto i due passaggi molto probabilmente magari la manichetta poteva venire più vicino a una bina o più vicino all'altra. Quindi questo tubo serve in termini irrigui, sto parlando la fila, diciamo entrambe le file, in modo diciamo uguale insomma. E con questo si fa anche la fertirrigazione, quindi c'è un passaggio. Irrigazione e fertirrigazione. Abbiamo in questo modo qui abbiamo un gocciolatore ogni 30 cm, che è questo, ci fa uscire, in questo caso qui abbiamo un gocciolatore di 1 litro ora, quindi ogni ora uscirà 1 litro di acqua. La goccia è a 3 o 4 cm sotto la terra e abbiamo pochissima evapotranspirazione, quindi tutta l'acqua che diamo è a disponibilità delle piante. E questo è molto importante, insomma, sì, per perché il fatto sprechiamo, in questo certo. modo qua sprechiamo meno acqua. Quindi risparmio perché comunque l'acqua viene erogata nel momento in cui ce n'è bisogno e nello stesso tempo non viene persa per evapotranspirazione. Il tempo è inclemente, vedete, però ancora i trapianti vanno avanti, un'operazione insomma necessaria, anche la pioggia sarebbe necessaria, ma in questo momento particolare magari no. Pierluigi, la tua è un'azienda che è impostata sul pomodoro d'industria. Innanzitutto quanti ettari di superficie hai tu investito a questo prodotto? A questo prodotto ho investito circa 120 ettari di pomodoro. L'azienda è di 300, poi facciamo cereali, grano e mais. È chiaro che la percentuale di fatturato del pomodoro copre circa il 70% dell'intera azienda comunque. Senti, noi ci troviamo in questo momento, siamo verso la fine di aprile, è stata un'annata particolare, ci sono state delle gelate.
Il freddo e l'ondata di freddo che c'è stata, che ha colpito e attraversato in modo, diciamo, proprio longitudinale tutta l'Emilia-Romagna, che cosa ha comportato nel pomodoro e soprattutto nei pomodori che erano già stati trapiantati? Purtroppo nei pomodori che erano stati trapiantati la gelata dei -3, -6 gradi che ci sono stati hanno compromesso i primi trapianti che erano stati effettuati e comunque hanno ritardato i trapianti successivi e le temperature notturne ancora oggi non sono quelle ordinarie e il pomodoro non è nella fase fenologica che dovrebbe essere, siamo in ritardo di circa 10 giorni. Questo che cosa comporta per voi produttori in termini di consegne? Quindi quando sarà il momento, quando sarà maturo il pomodoro e quindi le consegne alle aziende che trasformano il prodotto? Dirti oggi cosa comporterà effettivamente nel momento di consegna è difficile. Ti posso sicuramente dire che il pomodoro il 20 di luglio non sarà pronto, saremo in ritardo comunque di 7-8 giorni. Poi cosa deve avvenire ancora non si sa, perché guarda, noi siamo sotto il cielo. Esatto, sotto il cielo, adesso, infatti oggi è una prova palese di come possono essere imprevedibili, insomma, abbiamo le delle situazioni. variabili che non possiamo controllare, no? Prodotto precoce o tardivo, come si è comportato il produttore con, diciamo, questa situazione, no? Cioè per cercare di garantire una consegna graduale alle industrie? Ma ti posso dire che le aziende di medio e grande dimensione hanno sempre fatto sia il precoce che il tardivo. Forse le piccole aziende hanno sempre cercato invece di concentrare il prodotto sulla parte centrale, che è quella sicuramente più produttiva e meno rischiosa. Però l'annata dell'anno scorso ha fatto imparare a tutti che bisogna diversificare, quindi bisogna mettere un po' di precoce, un po' di medio e un po' di tardivo per poter consegnare tutto il quantitativo alle industrie di trasformazione. Allora, Perviati, che cosa ha comportato, insomma, questa recrudescenza del tempo nelle superfici investite a pomodoro? Beh, come giustamente diceva Pierluigi, abbiamo avuto 4 giorni a distanza di neanche una settimana di ritorno di freddo con brinata importante che come associazione produttori abbiamo perso circa 70 ettari e comunque saranno poi reimpiantati in fascia tardiva perché ovviamente reimpiantare subito non c'era né la possibilità in termini di disponibilità di piante e non aveva neanche un significato dal punto di vista di precocizzazione. Come bacino nord Italia si stanno stimando circa 300-400 ettari andati perduti con questo ritorno di freddo. Le operazioni di trapianto hanno ripreso in modo regolare e spedito. È chiaro, come diceva giustamente Pierluigi, qualche giorno l'abbiamo perso in fase di precocità nella raccolta, però di quanto non lo sappiamo. Questo cosa significa nella programmazione futura, quindi quello che comporterà nel momento in cui apriranno le aziende di trasformazione? Ma guarda, una cosa che sicuramente è ben chiaro a tutti gli agricoltori è che nel momento in cui perdi di precocità devi mantenere o implementare il tardivo, perché comunque l'industria ha bisogno di un pacchetto di 70 giorni di trasformazione proprio alla luce anche dei quantitativi contrattati quest'anno che sono aumentati di circa 1,5 milioni nel bacino nord Italia. Poi come saranno le produzioni non lo sappiamo. Per cui comunque c'è bisogno di una campagna molto lunga. Se perdiamo una settimana all'inizio la dovremo recuperare in fondo, con tutti annessi e connessi. Purtroppo sia il precoce che il tardivo sono la parte culturale che ha più costi e molte volte meno rendita perché comunque le produzioni sono un po' più basse, si ha un po' più a rischio delle calamità specialmente sul tardivo e anche le produzioni, quelle centrali, sono quelle che rendono di più rispetto al precoce e al tardivo. Però non c'è altra cosa da fare che mantenere la pianificazione improntata, eventualmente allungando qualche giorno per recuperare le superfici di precoce perse. Accordo del pomodoro 2021 è stato soddisfacente per i produttori? Nonostante che abbiamo avuto un aumento stimabile attorno al 6-6,5% tra tutte le varie condizioni, comunque viene assorbito in modo completo dall'aumento di costi, anzi, per cui se vogliamo fare una comparazione prezzo 2020, prezzo 2021, in tasca all'agricoltore rimarrà ben poco di questo aumento, perché comunque abbiamo veramente un'impennata dei costi di produzione dai fertilizzanti ai prodotti antiparassitari, carburanti, plastiche
e Pierluigi è qua che lo può E testimoniare. dopo sentiremo anche da lui, perché comunque la plastica ormai intesa come le Manichette che sono l'80% delle superfici nord Italia, se non anche che sono gli impianti di irrigazione, è detto per coloro che magari non la sono... famosa goccia a goccia, Esatto. no? Il bacino del pomodoro è il bacino, diciamo, tra i più importanti. Si può dire che il 50% del pomodoro prodotto in Italia proviene dal distretto, più del 50%, giustamente mi correggi tu Davide, proviene da questo bacino produttivo. È un bacino d'eccellenza che adesso sta guardando anche altre referenze, come ad esempio il ciliegino, ciliegino che è apprezzato dai consumatori non solo tal quale, ma anche come passate di ciliegino. Quest'anno si possono conoscere quali sono le superfici circa, no, di questo prodotto? Le superfici, essendo poi riferite ad alcune industrie che portano avanti questi programmi specifici, sono più o meno scrivibili al 2020, con un aumento di un 5-6%, quindi non c'è ancora una presa coscienza, come ci siamo detti in tante altre puntate, dell'appetibilità che il consumatore prima o poi riverserà su questi prodotti, per cui sì, c'è un aumento ma non esponenziale. Un aumento invece molto importante lo abbiamo sul biologico, un'altra gamma di prodotti che sta comunque prendendo riscontro da parte dei consumatori, per cui la domanda aumenta costantemente. Infatti gran parte della superficie in più che andremo a porre quest'anno è proprio riferita alla cultura biologica, 2/3 su 1/3 più o meno. Pierluigi, abbiamo parlato di costi che sono aumentati. Quali sono le voci che più incidono in questa produzione? Allora, sicuramente le materie prime che noi utilizziamo sono i concimi, i fitosanitari, che hanno avuto un aumento a causa dell'aumento del costo del petrolio. Poi c'è stato l'aumento dei materiali plastici, l'ala gocciolante, come dicevamo prima, sia sul fatto che sono aumentate proprio fisicamente i prezzi, e sia per il fatto che non sono più incentivati dalla Comunità Europea a un ristorno che avevamo fino all'anno scorso. Quindi avevamo un aiuto che oggi non abbiamo più. I costi, la certezza che i costi sarebbero aumentati ce li avevamo anche durante l'accordo del pomodoro, e forse le OP non sono stati capaci di trasportarli tutti sul prezzo del pomodoro. L'industria a volte non capisce o non vuole capire che questa è una filiera in cui esistiamo anche noi e devono supportarci, perché dietro l'azienda agricola ci sono delle famiglie. Anche perché la materia prima è quella, viene noi facciamo un prodotto salubre, abbiamo dei disciplinari rigidissimi, l'Emilia Romagna ha il disciplinare penso più rigido del mondo, e portiamo sulle tavole un prodotto salubre, un prodotto sano, e dobbiamo essere in grado di farcelo pagare per quello che produciamo. Senti Pierluigi, io adesso mi abbasso un po' perché guardo un po' queste piantine appena messe a dimora. Il costo anche delle piantine, perché c'è un costo da questo punto di vista, che sono appunto il materiale, no? Il materiale proprio. Sì, il seme ad esempio è aumentato di un 10-12%, lo mettiamo in serra, io ho le serre, il gasolio è aumentato. Insomma, è aumentato tutto, ma ho il presentimento che forse per noi sarà peggio. Possa cambiare qualcosa. Sì. Ho capito. Beh, insomma, torneremo a parlare di questo argomento di pomodoro industria, insomma, che viene chiamato spesso l'oro rosso della pianura padana, però non è sempre oro, a volte diventa argento, anche un po' bronzo da questo punto di vista. Sì, dobbiamo recuperare una dignità contrattuale con l'industria che non abbiamo più, l'abbiamo persa, e dobbiamo cercare di recuperarla questa cosa qui. Pierluigi, allora buon lavoro, grazie anche a Davide, insomma la giornata non è delle migliori, però abbiamo detto fin dall'inizio, insomma la filiera non si ferma anche di fronte alla pioggia che è necessaria anche per far crescere queste piantine appena messe a dimora.